La casatella trevigiana è uno di quei prodotti che rappresentano l'anima dell'enogastronomia del nostro territorio. Sono trascorsi 12 anni dal riconoscimento della denominazione di origine protetta da parte della Comunità Europea per la casatella trevigiana, che ad oggi è l'unico formaggio fresco a livello nazionale che può fregiarsi del marchio DOP. Un anniversario che segna un traguardo importante e premia il lavoro e gli sforzi di tutti quanti hanno creduto fermamente nel valore di un formaggio DOP tutto trevigiano. La casatella è un prodotto proprio tipico del territorio. Una volta nelle famiglie le signore mungevano il latte dalla vacca, due che avevano in stalla, lo portavano in casa e facevano questo formaggio che a suo tempo era chiamata casata, proprio perché veniva fatto in casa. È un formaggio a pasta molle, lucida. La particolarità di questo formaggio è che pur quando è maturo, saporito, rimane sempre in fetta. Beh, questa la può utilizzare semplicemente così, con un filo d'olio, o una cosa un po' particolare potrebbe essere un semifreddo. Un semifreddo, prendiamo 6 uova, 600 g di casatella, montiamo le uova con lo zucchero, a mo' di tiramisù, diciamo come la crema del tiramisù. Ci aggiungiamo i 600 g di casatella, prendiamo dei savoiardi, li inzuppiamo nel caffè e con la crema ottenuta dalle uova, zucchero e casatella facciamo uno strato di biscotti e uno strato di crema fatta con la casatella DOP.